Signori, buongiorno, abbiamo qua l'assessore Gianni Cavazzana e uno dei pilastri della polizia locale. Troppo buono. Non mi ricordo il grado, scusa, Sante comunque. Istruttore capo Rognasante. Ah, ecco, scusami, so che sei ispettore ma ogni volta... Istruttore, grazie. Allora, sentite, questa mattina la manifestazione degli ambulanti del mercato giovedì è saltata, no? Certo, io ho sentito anche Tiziano Scarso, mi ha detto guarda, adesso ho sentito, stiamo vedendo e comunque sono in forte disagio. Ieri ci siamo sentiti, assessore, potresti sintetizzare, diciamo... Innanzitutto buongiorno a tutti, buon giovedì, diverso dal solito. Oggi, come diceva appunto Andrea, è saltata la manifestazione, ma non è saltata così senza alcun motivo. Gli operatori del mercato praticamente si sono trovati di fronte a delle considerazioni che non sono state fatte da questa amministrazione, neanche da me personalmente. Sono riuscita ad avere contatto con questi soggetti, ci incontriamo, abbiamo già fissato un appuntamento e ci incontreremo lunedì appunto per discutere, perché fare manifestazioni adesso porterebbe solo a disagi. Il mercato verrà fatto, fondamentalmente logisticamente nel corso del popolo sarà difficile porlo tutto quanto per i 216 banchi. Quindi per forza di cose ci troveremo costretti a spostarlo in altre situazioni. Ciò non toglie che a termine della pandemia, che potrebbe essere anche domani, tutto ritornerà alla normalità e tutti torneranno nella posizione adatta, che era data loro. Quindi adesso, come vedete, la polizia è pure qui presente perché ci pensava ci fossero delle problematiche, quindi ringrazio il corpo della polizia tutto nella completezza di tutti i soggetti, il comandante stesso, funzionari e tutti quanti, per la loro collaborazione e disponibilità e per tutto quello che hanno fatto durante questi mesi, mettendo comunque a rischio la loro salute, la loro vita e quella dei propri familiari. Tulipano, fiori recisi, giusto? Sì, e anche un altro banco di intimo. Senti, volevi dire qualcosa, giusto? Sì, volevo dire che non è giusto che questa amministrazione ci tenga chiusi, perché tutti gli altri mercati ci fanno lavorare, solo loro ci tengono chiusi perché dicono per le distanze di sicurezza. Noi lavoriamo in sicurezza, che ci facciano aprire. Io non voglio fare la difesa dell'amministrazione, che sia chiaro, Okay. Però oggettivamente la situazione di Chioggia, essendo una piazza stretta, già normalmente c'è l'assembramento, Sì. ok? È un po' difficile garantire le condizioni che sono previste per evitare gli assembramenti. Guarda, io ho fatto ieri il mercato di Abano, 180 banchi, mi sembra, è andato tutto benissimo. Tutte le entrate e le uscite controllate, non c'è stato nessun problema. Sono qua, ci fanno un sacco di storie. Il Consiglio Comunale, con i voti della maggioranza stellata, ha votato ieri un ordine del giorno presentato dal consigliere Daniele Padoan, che impegna il sindaco e la giunta a bloccare tempestivamente, attraverso lo strumento dell'autotutela, la realizzazione del parcheggio scambiatore alle Isole dell'Unione. Il documento chiede di intervenire al Ministero dello Sviluppo Economico, che nel 2015 aveva messo a disposizione i fondi dei patti territoriali, affinché il finanziamento venga dirottato verso un eventuale parcheggio scambiatore a Borgo San Giovanni o in altra area. Il dietrofront prende origine dal fatto che stanno per scadere i termini di affidamento dell'appalto all'impresa costruttrice. Secondo il Movimento 5 Stelle, il progetto era fondato su considerazioni datate, venute a cadere, come la realizzazione di un approdo dei vaporetti. Inoltre nel progetto definitivo e in quello esecutivo non risulterebbero presenti servizi igienici, mentre la ZTL in divenire non prevederebbe, purtroppo, una riduzione drastica delle automobili nel centro storico, tale da giustificare la costruzione della struttura sopraelevata. Tra le ragioni dello stop, anche l'impatto dell'opera nell'adiacente campo da calcio per le squadre giovanili dell'Union CS, l'irrisorietà del numero di posti auto guadagnati, solo 20, rispetto alla dislocazione attuale, e il parere negativo della sovrintendenza e la sopraelevazione per via dell'impatto paesaggistico. Infine, si legge nel testo, la città potrà disporre di nuovi spazi in Val d'Ario, ove poter spostare il deposito degli autobus di Borgo San Giovanni, liberando così un'area vastissima sopra la quale realizzare un grandissimo parcheggio multipiano. Al voto hanno partecipato, come detto, solo i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Le opposizioni, con Beniamino Boscolo, commentano così: i grillini non ci hanno ascoltato un anno fa e ora recitano il mea culpa.
L'errore è tutto loro. Ci viene chiesto di votare un ordine del giorno per chiedere alla loro stessa giunta di bloccare tutto, quando nel novembre 2018 avevamo detto che non andava bene, ma allora non ci avevano ascoltato. Decidiamo di non votare perché non intendiamo condividere le loro responsabilità. Sullo sfondo, infatti, si profila il ricorso del Consorzio Padovano. Lunedì 25 maggio dovrebbe essere il gran giorno per la riapertura dei centri estivi per bambini in Veneto. Lo ha annunciato il presidente della giunta regionale Luca Zaia durante la conferenza odierna di mezzogiorno. Per i dettagli bisognerà attendere l'emanazione di un'ordinanza in arrivo nella giornata di domani, ma la direzione è presa. Alla conferenza hanno partecipato anche alcune educatrici delle scuole per l'infanzia e degli asili nido, che hanno sottolineato la necessità di riaprire questi servizi per venire incontro anche alle esigenze dei genitori che lavorano. Nell'ordinanza che Zaia firmerà domani si parlerà anche dei parchi di divertimento e di altre iniziative a favore dei bambini. Il litorale di Sottomarina Isola Verde è accessibile al pubblico e può già essere attrezzato per le attività balneari. Lo puntualizza l'assessore al demanio Marco Veronese, che specifica però come la spiaggia sia al momento chiusa alla balneazione, in quanto un'ordinanza dirigenziale dello scorso 14 maggio ha rinviato i termini di inizio, logicamente per l'emergenza in divenire. L'uso elioterapico del litorale, ovvero esporsi al sole, è invece già pienamente consentito. Ho avvisato personalmente le associazioni di categoria, afferma Veronese, per chiarire nei dettagli le modalità di apertura degli stabilimenti ove non è ancora garantito il servizio di salvataggio. Ricordo che è necessario anche in spiaggia evitare assembramenti e rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le persone. Secondo il consigliere di Forza Italia Beniamino Boscolo, invece, la balneazione potrebbe già essere autorizzata, visti i decreti governativi e le linee guida regionali emanate tra il 16 e il 17 maggio. Il provvedimento che la rinvia può essere ritirato, commenta Boscolo. Anzi, mi pare vergognoso che l'amministrazione non abbia già pronta l'ordinanza per far partire la stagione turistica. Dopo l'apertura al pubblico del litorale si sono riversate migliaia di persone nell'Arenile in questi giorni, senza avere la possibilità di usufruire al 100% dei servizi della spiaggia. Ora, prosegue l'esponente della minoranza consiliare, ci sono tutti gli strumenti per sostenere la ripresa delle attività economiche. La responsabilità è tutta del sindaco e della giunta, incapaci, sostiene Boscolo, di programmare e pianificare le attività, come in ogni altro comune che si rispetti. Ricordo che la stagione estiva è costituita solo di qualche mese e ogni weekend perso a maggio e a giugno è un colpo all'economia cittadina. Sarebbe inoltre utile conoscere, conclude Beniamino Boscolo, come la maggioranza intenda organizzare le spiagge libere, con adeguata informazione, prodotti igienizzanti, sorveglianza e controlli. Vanno impegnate a tale scopo le risorse a bilancio per il salvataggio. Mancano 2 fine settimana ravvicinati a maggio e il ponte del 2 giugno. Se il Movimento 5 Stelle non è in grado di far riaprire le attività, deve andare a casa. Al parco pubblico di via Niccolò Zeno, nella parte nord, sono iniziati i lavori per la delimitazione di un'area destinata alla ricreazione dei cani. A quasi un anno dalla sistemazione del Parco per i diritti dei bambini all'Isola dell'Unione, che ha al suo interno, oltre alle attrezzature ludiche, anche un'area per le necessità dei 4 zampe, anche Sottomarina si dimostra pet friendly. Non posso nascondere di essere rimasta piacevolmente sorpresa, commenta l'attivista Laura Doria, da questa ormai inaspettata notizia, visto il tempo trascorso dall'azione promotrice verso l'amministrazione. Correva il dicembre 2017 quando Doria iniziava a chiedere formalmente al comune un'area a uso gratuito proprio nel Parco Nord di via Niccolò Zeno. Seguirono solleciti, raccolte di firme e il prezioso supporto delle associazioni del territorio. L'area per la ricreazione dei cani sarà ad ovest, adiacenti a via Zeno, e misura 1020 m², ovvero 60 in lunghezza e 17 in larghezza. Interesserà 1/4 dell'intero parco ed è realizzata dai lavoratori socialmente utili inseriti nella cooperativa Egolabor. Già la prossima settimana le opere dovrebbero essere ultimate, con il posizionamento anche di panchine. Un'altra panchina sarà disponibile nell'area analoga all'Isola dell'Unione. Laura Doria auspica che vengano installati anche i servizi di dog toilet.
L'attivista ringrazia il comune anche a nome dei circa 5.500 chioggiotti che vivono assieme ai cani. Strumentalizzare politicamente la vicenda, conclude Doria, non era proprio necessario. La stagione agonistica della Serie D è terminata. Lo ha deciso ieri il Consiglio della Federazione Italiana Gioco Calcio riunitosi a Roma. Nel comunicato finale si legge che per quanto concerne l'attività dilettantistica, valutate le condizioni generali e l'eccezionale situazione determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse. Resta fissato al 30 giugno il termine per la conclusione dell'attuale stagione sportiva. Ora sarà il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti domani a ratificare le decisioni relative a promozione e retrocessioni. L'orientamento pare essere la conferma della promozione per la prima classificata di ogni girone, in quello C, dove era impegnata l'Union Clodiense, sono i padovani del Campodarsego, con eventuale blocco delle retrocessioni. Nel blog calcioachioggia.blogspot.com il video con tutti i gol della stagione granata, escluso il sesto di Ostoica Trieste che purtroppo non era stato ripreso dalle telecamere di Chioggia Azzurra, e le migliori parate della stagione.